Cos'è, una mozzarella in carrozza? Rivisitata la trevigiana, abbiamo tolto la mozzarella e messo una casatella trevigiana. Una casatella, ovviamente. Ce l'ha fatta al momento, avevi sentito il fritto era perfetto, dentro l'acciuga dava quella Poi persistenza. c'ha questa acciuga veramente Sì, che ha un'acciuga di qualità, Sì. bella grassa, e richiedeva subito una bollicina alla forza del raboso, è stata una nozze eccezionale. perfetta. Infatti, Grazie, secondo caro. me sono anche degli ottimi spunti che uno se li può portare a casa. Perché no? Perché no? Il nostro è un invito a chi non mangia mozzarella o chi non si fa le mozzarelle a casa. Bene, se vi serve l'abbinamento, ecco qua, una bella bollicina da raboso ci può stare sicuramente. E adesso dove ci porti? Allora, cambiamo, seconda tappa, andiamo al Cordaire, vedrai molto bello il Cordaire perché fa parte dell'insieme di Ca' dei Carraresi. E ecco, qui siamo passati dove abbiamo fatto la cena ieri sera, a Ca' dei Brittoli, che è sempre una parte dell'insieme di Ca' dei Carraresi, dove troveremo un'altra particolarità, un po' anche orientaleggiante, che richiama l'Oriente, però con dei prodotti tipici o quantomeno No, sì, italiani, è sì, ovvio, perché c'è sempre- dovevamo abbinare il raboso e la sua forza. Eccoci qua, ecco Ca' dei Carraresi e poi gli amici del Cordaire. Siamo qua in effetti. Lì fuori. Assolutamente, vedi, abbiamo Però previsto. non mi hai detto ancora che cosa. Adesso la leggiamo. No, c'è una mortadella e abbiamo pensato dei fichi Hai detto che è un po' caramellati, Che richiama l'Oriente. quindi- perché c'è poi del wasabi. Ah. Quindi abbiamo dato mortadella perché c'è la grassezza, il caramellato dà una struttura, una certa morbidezza che richiama poi forza, e il wasabi che dà una persistenza molto importante. E quindi E qui cosa ci abbiniamo? ci abbiniamo invece il raboso nella sua espressione forse più classica, che è quella della Doc Piave. Non il malanotte, che andremo poi ad apprezzare Nell'ultima, dopo. certo. Nel frattempo vedi, abbiamo un po' tappezzato Treviso con questi totem, questi esatto, ho notato che c'è un po' comunicavano. anche gonfiabili, c'è un po' di Sì, tutto. sì, abbiamo invaso pacificamente la Qui città avevamo di detto Treviso. appunto Carraresi, Questa esattamente, grande sì, casa esatto, di della fatto è un cultura. museo, ma è anche parte del ristorante, libreria, esatto, è la Tra casa l'altro, di Treviso. ricordo qui un'altra bella cosa che avevate fatto qualche anno fa. Sì, abbiamo fatto qui il percorso. sì, abbiamo fatto poi allora c'è stata una mostra sul prosecco, Esatto. che noi abbiamo curato la stanza dei profumi. Bellissima. Particolarmente bellissima, ti vedete, ringrazio. Ma abbiamo fatto anche un concorso del miglior sommelier, poi la cena di gala qui è stato, sì, in è stata effetti una bella l'ospitalità, sì, di Treviso alla comunicazione, che oggi si rinnova con questa questo bellissima. Treviso, Ci facciamo la seconda Come tappa? diventa presidente nazionale direttamente il Ma delegato? no, io faccio altro nella vita.